Un libro dal titolo La mia verità sul caso di Jole Tassitani, l'impiegata di Castelfranco, sequestrata ed uccisa nel dicembre del 2007 da Michele Fusaro, il falegname di Bassano del Grappa, condannato a 30 anni con l'accusa di essere stato l'unico responsabile di quanto accaduto. A scrivere il diario l'avvocato Roberto Quintavalle, che insieme al collega Fabio Pavone ha sempre seguito ed assistito la famiglia del notaio fin da quei giorni tanto drammatici e difficili. Si tratta di una raccolta di ricordi, pensieri e soprattutto emozioni. Un'iniziativa per ricordare Jole e dare voce a quel senso di ingiustizia che a distanza di tempo aleggia ancora. Al termine dell'iter processuale, Michele Fusaro ha evitato l'ergastolo e tanti aspetti, anche per causa di forza maggiore, non sono mai stati chiariti. Io provo a dare risposte a molteplici domande che sono state sollevate anche da chi scientificamente è stato chiamato a interpretare i fatti e dedurne. Ad alimentare il mistero, soprattutto l'assenza di tracce di sangue nell'appartamento di Fusaro, ritenuto il luogo del delitto di Jole, e nel garage di via Carducci, dove il falegname avrebbe depezzato il cadavere, poi raccolto in 2 sacchi azzurri. Troppe cose non tornano secondo il legale, convinto che altri responsabili siano rimasti impuniti. Il punto oscuro più evidente è quello della mancata scoperta dei complici, perché Fusaro non può aver eseguito il tutto da solo, deve aver avuto con enorme probabilità 2 complici. Il ricavato del libro verrà devoluto all'associazione Doppia Difesa, sostenuta anche dalla soubrette Michelle Hunziker e dall'avvocato Giulia Bongiorno.